Dal nono anno del Soream, dal 10 mese, ai dis del mese Nabucodonosor, re di Babilonia, arriva condotto il suo esercito per attaccare Gerusalemme. Si campà, ripete, città e le cerclà con tune grandi trincee. La città era stata stretta fin tramai all'11° anno de Sedecia. Dal quarto mese al 9 del mese, quando la fan e faceva strage de città e la in non aveva più una bocciata di mangiare, a fazerin un salambri des muris di città. Allora il re al sciampavie pegnot conduci i vueris per parte jenfri tai domurs, donde dal sardin del re. Biel che i caldeos cerclavin la città e acciapparin la strada de Arabe. Gli schiris dai caldeos i correrin da Ur al re e lo brincarin te plane de Geric. Lì che dus i 6 soldati aierin sciampas lontans di lui. I caldeos agaffarin il re e lo menarin a Rible dal re di Babilonia, che proferì la sentenza. Ur faset allà sgranasciar ai fis de Sedece sotto i 6 voi, poi iaggiavai voi a Sedece, i mette lis ciadenis e lo menà a Babilonia. Dal 5 mese al 7 del mese si era dal 19° anno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Nabuzardan, sorestan de Vuaitis, graduato da re di Babilonia, al mette pieta a Gerusalemme. Je de folk a templi del Signore, al palazzo del re e a tutti li casi di Gerusalemme. Gli schiris dai caldeos, che erin cul sorestan des Vuaitis, a sdrumarin li muris torotor di Gerusalemme. Nabuzardan, sorestan de Vuaitis, almena via il resto del popolo che gli era restato in città, che si era imbuttato col re di Babilonia e se che restava. Il sorestan de Vuaitis all'assa una part del plui puars de tiere per proviodi ai vignali e la campagna. I caldeos appararin ai tocs licolonis di bronze dal templi del Signore, i cociui e il mar di bronze che erin dal templi del Signore e apportarin il bronze a Babilonia. Acciolerin anche i vas per cinisis, li spadielis, i curtis, li copis e duci impres di bronze che coventavin per funzions. Il sorestan des Vuaitis al portavie li sfugheris e i calderins per sborfar, dut se caliere da Ur e dut se caliere da Rint. Li 2 colonis, il mar unic e i basaments che Salomon aveva fatto per templi del Signore, non si arrivava neanche a stimare troppo che pesava il bronzo di tutte che robe. Una colonna iere alte disevot come dons e aveva un capitel di bronzo e il capitel aliera alt sin come dons. Torator dal capitel aiere una stresse e plen di milus in granas, dut di bronzo, compagni per seconde colonne. Il sorestan des Vuartis al ciapà prigionieri Seraia, il gran predi Zofonie, il predi in seconda, e i 3 guardians dal Sioar. De città al ciapà prigionieri un ciastrat, sorestan dai soldati. Sin dai amici del re e io ciatarin in città. Il scritturista dal comandante del tal esercito che aveva l'incarico de coscrizione e 60 oms de tiere che fuori ciatas in città. Nabuzardan, sorestan de Vuaitis,
Iu ciapà e iu menà dal re di Babilonia a Rible. E il re di Babilonia iu fasè copà a Rible tetiere di Amat, e così Giude, che fu deportat lontan de sotiere. Godolia governator di Giude. Pein che se iere restate tetiere di Giude, che l'aveva lasciate Nabucodonosor, re di Babilonia, lui mette sorestan Godolia, figli di Achilan, figli di Safan. Duci graduati dall'esercito e i loro uomini a Sinterin la Gnove, che il re di Babilonia aveva mettut governator Godolia e all'erin di lui a Mizpah. Ismael, figlio di Netanie, Ionan, figlio di Careach, Seria, figlio di Tecumemet, il Netofatit, Jezanie, il Macatit, Lou e i loro oms. Godolia fasè un giuramento a loro e a loro oms e disè: non state avere nessuna paura de part dai Caldeos, restai tetiere, stai sottoponus al re di Babilonia e si ciatareis ben. Ma dal setting mese, Ismael, figlio di Netanie, figlio di Elisame, caliere di ras e di res, e dis oms con lui, a Macarin, Godolie e a Inciaduc, i Giudeos e i Caldeos che erin con lui a Mizpah. Allora tutte lain, dal più piccolo al più grande, e i sorestans dei scris si ciaparin su e scamparin in Egitto, perché avevano il terrore dei Caldeos. Liberazione del re Joachim. Dal 37° anno di deportazione di Joachim, re di Giude, dal 12° mese al 27 del mese, Evil Merodach, re di Babilonia, talan calscrea la sua incariche e fasè grazie a Joachim, re di Giude, e lui tirà fuori di prigione. Il favelà col bieltrat e gli dè un puesto più che non duc che altri res che erano con lui a Babilonia. Joachim al buttà di bande la sua montura di prigionieri e la mangià sempre alla tavola del re perduta la sua vita. Il suo sostentamento fu garantito dal re di per dì, perduta la sua vita.